Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati. Stiamo continuando il percorso immaginario in questo nostro bellissimo territorio alla visita di tutti questi bei presepi. Noi vi invitiamo comunque ad andare a visitarne il più possibile. Quest'oggi siamo a Parè di Conegliano e siamo in compagnia di Federico Stringer, che è il capogruppo di questo gruppo Amici del Presepe. Ben ritrovato Federico. Grazie. Buon anno a te. Buongiorno e buon anno a tutti. Raccontaci un attimino, intanto uno stravolgimento totale, quindi a te la parola per raccontarci quello che c'è dietro di noi. Bene, un presepio completamente rinnovato, un presepio che ha visto una lavorazione di 10 mesi, completamente ingrandito, con un assetto che renderà sicuramente il visitatore parte integrante del progetto. Il presepio 2024 è stato pensato con il tema nel paesaggio e nella storia l'unicità dei colli. Un presepio che vede le colline del Prosecco protagonista di questa edizione. La struttura nei cortili veneti con case in mattoni ci fanno ricordare i nostri nonni, i nostri contadini, la nostra vita rurale, con scene tutte nuove, e compresa anche una chicca che è la natività. Questa natività rinnovata dall'artista Mauro Marcato, che ci ha fatto questa splendida lavorazione di una natività giovane, che vede un Gesù bambino ancora in posizione fetale, però con una mano già benedicente. Particolarità, c'è anche un pettirosso vicino al bambino, che sta a significare proprio il sangue versato di Cristo, quindi di Gesù, per la nostra salvezza. Federico, ci parlavi all'inizio di questa intervista, 10 mesi di lavorazione, quanti sono i volontari che devi ringraziare? Intanto li devo ringraziare tutti, sono 10 volontari che 2-3 volte alla settimana si sono ritrovati per questa edizione. Abbiamo ingrandito il bocascena, abbiamo ingrandito le scene, abbiamo rifatto l'impianto elettrico, abbiamo rifatto l'ingresso del presepio per una migliore accoglienza del visitatore. Possiamo chiamarlo l'anno zero. Abbiamo compiuto quest'anno la 18ª edizione, quindi 18 anni, si diventa anche maggiorenni, no? Esatto. Il presepio di Parè è dietro la chiesa di Parè di Conegliano, in via Ortigara 50, dal giorno di Natale a Epifania tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18:30. Ci sarà anche ad accogliervi una casetta con qualcosa di sfizioso anche per i bambini. E dopo, dall'11 di gennaio al 26 gennaio, sempre con i soliti orari festivi, quindi 9, 12, 15, 18 e 30, e il sabato il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Io e Federico vi auguriamo di nuovo buon anno, perché adesso spegniamo le telecamere e ci godiamo questo bellissimo spettacolo in anteprima per voi. Noi naturalmente ci vediamo di nuovo domani, 2 gennaio, e vi rinnoviamo gli auguri di un buon anno. Un buon anno anche a te Federico, e portalo anche tutti i tuoi collaboratori. Grazie e buon anno anche a te e a tutti i telespettatori.